Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Elia Pasqual, pilone della Lafert Rugby San Donà. Innanzitutto Elia, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti e buonasera. Buonasera a te. Allora, innanzitutto, per il quanto riguarda il Rugby San Donà, il tuo non è un benvenuto, non è stato un benvenuto, ma semmai un bentornato. Che cosa ti ha spinto a tornare appunto a San Donà? Allora, diciamo sono tornato per motivi più personali, familiari, ma anche per motivi lavorativi e anche per stare più vicino a casa, tornare a giocare con la mia, diciamo, la mia prima squadra e, mm, e niente per questo. Com'è stato tornare? Nel senso, che ambiente hai trovato rispetto a quello che avevi lasciato? Ah, no, è sempre bello tornare perché comunque anche quando venivo a vedere le partite loro, sì, mi sentivo sempre un giocatore del Sandonà. E, è stato bello come la prima volta che mi sono ambientato, diciamo, da quando ho iniziato la prima volta a giocare, che avevo solo 7 anni. Quindi come la prima volta, diciamo, uguale. Tu nel frattempo hai maturato un bel bagaglio di esperienza. Ci descrivi un po' il tuo percorso sportivo? Allora, sono stato fino al 2020 a Sanonà e poi l'anno del Covid sono andato a Noceto un anno, no scusi, quello dopo perché prima c'era il Covid che ci ha fermato, e 2022-2023 sono tornato qua in zona Veneto, sono stato a Mogliano fino all'anno scorso, quindi 2 stagioni. Che cosa ti ha dato questa esperienza, questo fatto di girare anche più squadre, più regioni, a livello non solo sportivo, ma anche umano, personale? Diciamo che ti dà tante responsabilità perché vabbè, vai via da casa, poi comunque cambi sempre ambienti sportivi, facce nuove, compagni nuovi, amicizie nuove e quindi diciamo che ti rende anche una persona che, cioè, ti fa crescere, eh, ti fa diventare più umile, più responsabile e diciamo ti fa conoscere un po' il mondo, diciamo, da un'esperienza che solo una che sono stato lontano da casa perché alla fine a Mogliano ero mezz'ora da casa. Certo. Per quanto riguarda le tue caratteristiche, sei un pilone che può essere sia destro che sinistro. Quali sono i tuoi punti di forza? Diciamo, i miei punti di forza sono vabbè, la mischia chiusa, portare poi i punti di incontro, diciamo questi. Ora che sei tornato a San Donà, quali sono i tuoi obiettivi sia personali che di squadra? Allora, come obiettivi personali, vabbè, sempre continuare a crescere perché comunque si continua finché non si smette e si impara sempre qualcosa di più anno dopo anno. E obiettivi di squadra, ovviamente, di fare un bel campionato e, e niente, mantenere diciamo La categoria? sì, la categoria, ovviamente, e fare il meglio che si può. Non faccio, non dico altro, non aggiungo altro perché tanto i ragazzi con cui mi sto allenando e tutto, sono tanto, con tanta voglia, hanno tanta voglia di fare, quindi non dico, non aggiungo altro perché se lo meritano di essere in questa categoria, hanno fatto un bel campionato l'anno scorso e bisogna mantenerla ovviamente.
Tu conoscevi già qualcuno o ci avevi giocato insieme o contro? Sì, 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 ci ho giocato praticamente tutti assieme contro, a parte vabbè i giovani che sono saliti negli ultimi anni che io sono stato via, oppure anche quest'anno. Di contro, diciamo, contro nessuno, tutti i miei ex compagni. Chiarissimo. E dunque ringraziamo di cuore Elia Pasqual, pilone del Lafertes Rugby Sandonà, per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi.